le principali notizie. A Messina l'omicidio di Angelo Pirri è di una svolta clamorosa. Indagato il padre del 41enne ucciso a Pace del Mela, la procura ha disposto ulteriori accertamenti. A Palermo blitz della Guardia di Finanza per appalti truccati per 130 milioni di euro nella sanità, 10 misure cautelari. Castelvetrano, Mary Bonanno è stata uccisa con una violenza inaudita. Il marito, dopo averla stordita, le ha inferto oltre 30 coltellate, lo rivela l'autopsia. A Catania la storia di due sorelline sopravvissute ai bombardamenti nella striscia di Gaza. Le due ragazze di 15 e 10 anni sono ricoverate al Cannizzaro con ustioni e ferite agli arti. Denaro, viaggi e regali per promuovere protesi acustiche. È scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione, 22 gli indagati. A Catania, dopo il dissequestro della zona rossa a Trappeto Nord, si cerca di riportare tutto alla normalità. Rete Gas intensifica gli sforzi per liberare via Galermo. Taormina Film Fest, l'eleganza di Catherine Deneuve, non sono una diva, dice. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque, sull'omicidio di Angelo Pirri di venerdì a Pace del Mela c'è indagato il padre di 41 anni e dunque ad una svolta clamorosa. La procura ha disposto anche ulteriori accertamenti. Sentiamo Francesco Triolo. Le indagini sull'omicidio di Angelo Pirri avvenuto venerdì scorso a Pace del Mela potrebbero essere ad un punto di svolta. La Procura di Barcellona ha iscritto nel registro degli indagati il padre del 41enne Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo, pensionato, è al momento l'unico indagato per la morte del figlio. I magistrati stanno riannodando le fila dell'indagine. Dalla dinamica pare che Pirri abbia tentato di fuggire scavalcando il guardrail dell'autostrada prima di essere freddato. Agli ultimi contatti proprio il padre sarebbe l'ultima persona ad averlo visto vivo quando lo aveva accompagnato in auto al rientro da Napoli. Cosa facesse a Napoli è quello che gli inquirenti stanno cercando di capire, se per una nuova compagna o per altro. Il 41enne si occupava di parti meccaniche e accessori per imbarcazioni da diporto. Al padre di Angelo Pirri è stato notificato un avviso di garanzia. L'ipotesi di reato è contestata e omicidio volontario. Gli è stata inoltre perquisita l'abitazione e sequestrata apparecchiature telefoniche. I procuratori Carlo Brai e Doro Esposita, sotto il coordinamento del procuratore di Barcellona Giuseppe Verzera, hanno anche disposto ulteriori accertamenti sulla salma per chiarire aspetti emersi durante le indagini. La gestione degli appalti nella sanità siciliana sarebbe stata in mano a un comitato d'affari criminale composto da dirigenti pubblici, lobbisti, imprenditori del settore di livello nazionale e loro collaboratori legati da contiguità con esponenti politici di rilievo. L'ennesimo scandalo in un settore più volte finito nel mirino degli inquirenti è stato scoperto dalla Procura di Palermo, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari misure cautelari per 10 indagati. Figura chiave dell'ultimo capitolo dell'indagine appunto della Procura su queste gare truccate nella sanità siciliana, Antonio Maria Sciacchitano, detto Ninni, commercialista, componente del collegio sindacale dell'ospedale civico e dell'ASP di Palermo e anche consulente dell'ASP di Caltanissetta. Nella richiesta i magistrati che ipotizzano turbative d'asta di gare per 130 milioni parlano di una sanità affetta da una corruzione sistematica. E non va meglio, c'è un seguito nell'inchiesta dei NAS al Policlinico di Catania. Denaro, viaggi e regali, e dunque restiamo in tema di sanità per promuovere protesi acustiche. È scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione che ha portato all'iscrizione di 22 persone nel registro degli indagati. Sentiamo Roberta Lunghi. Denaro contante, viaggi e cene, arredi e attrezzature per gli studi privati offerti a medici e sanitari compiacenti pur di aumentare la clientela e dunque l'arricchimento della Microfon, la ditta siracusana che fornisce strumenti e protesi acustiche tra Siracusa, Catania e Ragusa. L'inchiesta della Procura di Siracusa, retta da Sabrina Gambino, ha scoperchiato un sistema che svelerebbe un patto tra imprenditori e medici, dove la salute delle persone diventa lo strumento del business e
e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone, tra i quali, come si legge sul quotidiano La Sicilia, anche noti medici del Policlinico di Catania, dell'unità operativa complessa di Otorino Laringoiatria, Igo Lamantia, ex presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese, e ancora l'otorino Raffaele Azzaro. Tra gli indagati anche il primario del Gravina di Caltagirone, Salvatore Ransisvalle, Pasqualino Monea, primario del Santissimo Salvatore di Paternò, e Leila Pintaldi, che opera negli ambulatori dell'ASP. In cambio dei regali promessi dai fratelli siracusani Angelo e Giuseppe Violante e dal cognato Paolo Allibrio, titolari della Microfon, avrebbero attuato comportamenti che arrivavano anche ad attestare in alcuni pazienti falsi problemi di udito per giustificare le forniture acquistate. Come da patto, il denaro in contante sarebbe stato il 15% sugli incassi per i dispositivi venduti, ma tutto è ancora da dimostrare in un'inchiesta che è dichiaratamente solo all'inizio e che promette altri risvolti ed eventuali conferme alle ipotesi investigative. E anche per questi scandali scoperti la sanità siciliana è in difficoltà, per le liste di attesa inaccettabili e anche gli esami in ritardo. E domenica a Palermo i 5 Stelle scenderanno in piazza contro il sistema che non funziona, ma intanto anche la Regione corre ai ripari. Sentiamo Maglio Viola. Non accenna a spegnersi la polemica sulle liste d'attesa nella sanità siciliana. Non passa giorno senza una nuova denuncia di esami clinici prenotati con ritardi da 6 mesi anche ad 1 anno e di episodi inaccettabili. L'ultima vicenda viene da Siracusa, dove una PET per un presunto tumore è stata prenotata a 6 mesi di distanza. Si tratta di un esame da eseguire entro 10 giorni secondo la prescrizione. Una simile distanza potrebbe essere già troppo tardi per affrontare la malattia efficacemente. Una situazione complessa a fronte della quale l'assessore alla sanità ieri ha convocato tutti i manager di ASP e ospedali. Ieri è stata una riunione operativa come quella che facciamo periodicamente con i nostri direttori generali, sanitari, amministrativi, e che naturalmente dà però la misura di un impegno costante a monitorare e a verificare il percorso che stiamo facendo. Ma vertici a parte, il sistema è in difficoltà, bisogna fare qualcosa per ridurre queste liste d'attesa a tempi ragionevoli. Abbiamo, è vero, un impegno nel riformulare le liste d'attesa che probabilmente devono essere liberate da quella che è l'aggravio derivante da una inappropriatezza, ma siamo qui a volere con la ferma determinazione di dare il meglio. L'assessore ammette ritardi dovuti in parte, dice, anche alla pandemia, ma non soltanto a quella. Ora stiamo correndo per portare tutta la nostra organizzazione nella sua migliore capacità di dare la risposta alla gente. Poi lascia partire la polemica all'indirizzo dei 5 Stelle, che preparano una grande manifestazione per domenica in Sicilia, e sottolinea come troppo spesso dietro agli attacchi al sistema sanitario ci siano anche interessi di natura politica. Una violenza inaudita, quella che ha scatenato la mano di Francesco Campagna venerdì mattina a Castelvetrano. L'autopsia ha svelato che l'uomo, dopo aver stordito la moglie Mary Bonanno con una chiave inglese, le ha inferto oltre 30 coltellate. Laura Spanò. Mary Bonanno, l'insegnante di 49 anni uccisa venerdì scorso a Castelvetrano dal marito Francesco Campagna, che poi si è suicidato, sarebbe stata prima stordita con una chiave inglese e poi colpita con oltre 30 coltellate che l'hanno raggiunta in varie parti del corpo. Un accanimento ed una violenza inaudita è quanto venuto fuori a conclusione dell'autopsia effettuata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo sul corpo della donna. L'esame autoptico disposto dalla Procura di Marsala è fondamentale per ricostruire la modalità e la dinamica dell'omicidio-suicidio che si è consumato nell'abitazione della coppia in via 4 aprile. I corpi dei 2 coniugi in queste ore saranno restituiti ai familiari. Si parla di funerali separati. Venerdì sera a Castelvetrano, presso la chiesa dell'Abbadia, alle 21 ci sarà una veglia di preghiera per Mary. Sabato mattina alle 10 invece sono previsti funerali in forma privata. Un 18enne di Palermo è stato fermato dalla polizia che indaga su un tentato omicidio avvenuto a marzo nel quartiere dello Zen. Il fermato ha colpito con 6 fendenti il giovane, all'epoca dei fatti era minorenne. Il tentato omicidio si verificò al culmine di una sorta di faida tra le famiglie della vittima e l'aggressore. E a Catania la storia di 2 sorelline sopravvissute ai bombardamenti nella striscia di Gaza. Le 2 ragazzine di 15 e 10 anni sono ricoverate al Cannizzaro con ustioni e ferite agli arti. Emanuela Corsi.
Stremati dalla fame, feriti, uccisi dai raid aerei. A Gaza non si ferma la strage di innocenti. Adam è l'unico sopravvissuto di 10 fratellini. Gli altri 9 sono morti durante un bombardamento aereo che ha colpito la sua casa. Ieri il piccolo di 11 anni è arrivato a Milano assieme alla madre per ricevere le cure. Ma non c'è solo la drammatica storia di Adam. Anche Catania ha accolto 2 piccole superstiti ricoverate da 3 settimane all'ospedale Cannizzaro. Sono 2 sorelline di 15 e 10 anni, arrivate in Sicilia con la madre e un fratello. L'altro assieme al padre sono morti nei bombardamenti. Ustionate e ferite sono state affidate alle cure del personale sanitario di chirurgia plastica. Sono giunte alla nostra osservazione con ferite da scoppio già trattate sul posto a Gaza e con ferite ancora in corso di guarigione. Si tratta di ferite importanti al gomito, ferite importanti alla regione posteriore del corpo e con piccole ferite sparse, esito di penetrazione di corpi estranei. Non ci sono solo le ferite fisiche, ma anche i traumi della guerra. Sono particolarmente provati. È chiaro che trovarsi in un ambiente come questo per loro è avere anche un'iniezione di ottimismo in un certo senso, un tentativo anche di rientrare alla normalità. È quello che noi stiamo cercando di fare con le nostre pratiche mediche, ma anche un po' con quella vicinanza che possiamo dare a dei bambini che meritano magari una vita più normale. Cosa hanno chiesto a voi medici, diciamo, a quanti le stanno assistendo? Quello che può chiedere un bambino di 10 anni, quello che può chiedere una ragazzina di 15 anni, gelato, magari qualche gadget o comunque la possibilità di potersi interfacciare con il mondo. Chiedono la presenza di internet, chiedono un telefonino con il quale dialogare anche con amici che hanno lasciato forse a casa loro. Beni per 500.000 euro sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ad un imprenditore ritenuto vicino alle cosche di Gela. Gli accertamenti sono stati disposti in seguito ad un incremento spropositato della sua ricchezza legato presumibilmente ad attività illecite. Diventa retroattiva l'efficacia della norma regionale per il sostegno alle vittime di femminicidio. La Regione potrà assumere i parenti o assistere nel percorso di studi i figli delle vittime. Manlio Viola. Diventa retroattiva l'efficacia della norma regionale per il sostegno alle vittime di femminicidio già contestata da Roma. La Regione potrà assumere i parenti o assistere nel percorso di studi i figli delle vittime di reati accaduti in precedenza in Sicilia o anche le stesse vittime di sfregi dovuti a odio di genere. L'emendamento che consente di applicare la norma già varata all'inizio del 2024 ma rimasta praticamente lettera morta è stato approvato ieri pomeriggio dal Parlamento siciliano. Di fatto adesso la disposizione di legge potrà essere applicata anche agli episodi storici di femminicidio avvenuti nell'isola. Insomma, le donne vittime di violenza con sfregio permanente e gli orfani di femminicidio saranno assunti dal comparto regionale. Ma questo ancora non basta, secondo Vera Squadrito, che vive sulla sua pelle una vicenda del genere. Io da vittima di femminicidio in vida, quindi da madre di una ragazza uccisa e che cresce una bambina orfana, vedo ancora oggi delle criticità importanti che desidero segnalarli. Questa retroattività va fatta anche per quanto riguarda i fondi, perché è importante che facciamo sentire la vicinanza anche ai nostri bambini, soprattutto perché vivono un momento molto difficile che è quello di elaborare un lutto. L'applicazione della legge dunque dovrà ancora superare alcuni scogli, primo fra tutti quello del vaglio da parte del Consiglio dei Ministri che potrebbe impugnare la legge, ma la Regione ci sta comunque provando. Il cimitero di Catania circondato da rovi e sterpaglie. Lo scorso ottobre le fiamme minacciarono confraternite e lapidi. Ora la storia potrebbe ripetersi. Tonino De Mana. Il rischio di rivedere queste apocalittiche scene è elevato. 1 ottobre 2024 un vasto incendio incenerisce diversi ettari di terreno e lambisce il cimitero di Catania. A distanza di 8 mesi la storia si potrebbe ripetere con le sterpaglie che hanno ripreso il sopravvento al confine con il parcheggio del Divino Amore. Per la verità una prima avvisaglia c'è stata, ma per fortuna è andata bene. Le fiamme in questo caso hanno incenerito soltanto una porzione di terreno a ridosso della strada. Ma l'emergenza attorno al Camposanto esiste e l'abbandono delle aree
aree esterne preoccupa tutti. Queste le condizioni di Fondo Romeo, trasformato in una mega discarica a cielo aperto. Immaginate se da queste parti dovesse scoppiare un incendio. Tra la strada pattumiera e il cimitero scorre il torrente Acquicella, ma le faville incandescenti potrebbero comunque raggiungere lapidi e tombe dove ci sono ampie aree di vegetazione secca. Molte zone del cimitero versano in abbandono. Sul passaggio stradale c'è anche una bella pedana in mostra. Nella parte alta, all'altezza degli uffici della multiservizi, restano inspiegabilmente chiusi i servizi igienici e anche qui il degrado è sotto gli occhi di tutti. Intanto, dopo un nostro servizio denuncia, è stato finalmente ripulito il campo comune. L'area è decisamente più decorosa, anche se rimane disordinata, con lapidi e marmi disseminati qua e là. Restiamo a Catania. Dopo il dissequestro della zona rossa a Trappeto Nord si cerca di riportare tutto alla normalità. Ancora Tonino De Mana. In poche ore copriremo la buca e riapriremo la strada. È stato di parola il presidente di Catania Rete Gas, Todaro, che dopo il provvedimento di dissequestro della zona rossa ha stilato un preciso cronoprogramma. Sì, siamo stati velocissimi proprio perché d'altro canto c'era richiesto dalla cittadinanza, quindi in 24 ore siamo riusciti a ripristinare il mando statale. Ricoperta la voragine dove i consulenti nominati dal Tribunale hanno seguito numerosi sopralluoghi, ora si punta a riaprire totalmente la via Galermo. Oggi la viabilità è stata parzialmente ripresa, nel senso che chiaramente non tutta la carreggiata è fruibile. Sono stati mesi difficili, lo scoppio, l'inchiesta, le polemiche, perché migliaia di persone sono rimaste senza case. Devo ringraziare chiaramente tutti i miei collaboratori, i dipendenti dell'azienda, l'ufficio tecnico, i dirigenti, gli operai, soprattutto gli operai. Ricordiamo che 3 di loro sono rimasti feriti insieme al dirigente tecnico, l'ingegnere Parasiliti. E malgrado tutto, ripeto, siamo riusciti a tenere la barra dritta, supportati, devo dire, costantemente dall'amministrazione comunale, dal sindaco Trantino. Intanto sono state rese accessibili le vie Fratelli Gualandi e Gesa Kerzes, circostanza che fa tirare un sospiro di sollievo a residenti e soccorritori. Per noi soccorritori non fare deviazioni ci fa accorciare i tempi di risposta del soccorso tecnico urgente. A terra rimangono macerie e tanti ricordi, dai giochi all'albero di Natale. Il resto lo dovrà fare la magistratura, chiamata ad accertare cause e responsabilità. Breve pausa e poi l'utopia di Banksy in mostra a Modica. Banksy, realismo capitalista, l'arte in assenza di utopie. La mostra dedicata all'artista britannico a Modica, oltre 100 opere, documenti e materiali originali con cui l'artista racconta le contraddizioni del nostro tempo. Veronica Barbarino. Le sue incursioni artistiche appaiono nei luoghi simbolici dei conflitti o nei centri del potere economico e mediatico. I suoi messaggi scuotono, interrogano e non lasciano indifferenti. È l'artista britannico Banksy. Ora e fino al 2 novembre le sue opere a Modica in realismo capitalista, l'arte in assenza di utopie, all'ex convento del Carmine. Si chiama realismo capitalista, che è un concetto di un filosofo britannico che si chiama Mark Fisher, perché se guardate l'arte di Banksy scoprite che non c'è il futuro. Banksy rappresenta solo il presente e, come molti sanno, una critica al presente su diversi fronti. I spettatori scopriranno che Banksy non ha solo dipinto sui muri, ma anzi forse ha fatto più opere per il mercato che opere per la strada. Oltre 100 opere, documenti e materiali originali con cui l'artista, con la tecnica distintiva dello stencil, restituisce il presente così com'è, crudo, spietato, ma anche tenero e disarmante, e denuncia guerre, disuguaglianze, consumismo e le contraddizioni del nostro tempo. Le sue opere sono una voce critica alla società contemporanea, che però forse lascia spazio anche alla speranza, racchiusa nell'innocenza di una bambina che fa volare un palloncino rosso a forma di cuore. Dice di non essersi mai sentita una diva. Catherine Deneuve, alla 71esima edizione della Taormina Film Fest, riceve il premio alla carriera e incanta tutti con la sua innata classe. Desiree Ferlito. Classe e raffinatezza da vendere, un'altra diva del cinema approda a Taormina, accendendo la passerella del Film Fest, aggiungendo eleganza. Catherine Deneuve al Festival del Cinema riceve il premio alla carriera e presenta il film di Eric Hu. La diva francese racconta il suo legame con l'Italia, la carriera e l'amore per il cinema del bel paese. Io amo molto il cinema italiano, come il cinema giapponese è molto differente, ma è più vicino all'Italia veramente che l'Italia alla Francia.
Non so, penso che si parla ancora di più del film italiano, ma a me mi piace molto il cinema in italiano, sì. Spirit World, la festa delle lanterne, è il titolo del suo ultimo film ambientato in Giappone. Sarà nelle sale dal 26 giugno. Un drama fantasy che fa da ponte tra la cultura materialistica occidentale e la spiritualità di quella orientale. La Deneuve interpreta un insegnante di canto. Credo che ci sia musica nella vita di tutti i giorni, risponde l'attrice con l'ironia di chi vuole schivare le banalità e a chi le chiede appunto del suo rapporto con il canto. In famiglia, dopo sì, si cantava molto a casa, dunque era una cosa abbastanza naturale. Una volta avevo preso un taxi e quando siamo arrivati dove andavo ha detto non paga, e ha detto perché lei ha cantato, più nessuno canta. Volto intramontabile del cinema internazionale, celebra la sua carriera ma mai se stessa, e a chi le chiede se si sente una diva, la Deneuve risponde così. Una diva? No, mai, no. Breve pausa, poi il calcio con Palermo e Catania. Eccoci al calcio, Pippo Inzaghi, ufficialmente rosanero, sul mercato piacciono Borrelli ed Esposito. Marco Gullà. È ormai questione di ore per la fumata bianca. Pippo Inzaghi ha trovato ieri l'accordo definitivo con il Palermo, biennale più un altro anno in caso di Serie A, e il club siciliano a breve diramerà il comunicato dell'ingaggio. Al Pisa andranno circa 800.000 euro. Il Palermo ha quindi pagato la rescissione di Inzaghi con i nerazzurri. Il tecnico aveva ancora altri 2 anni di contratto e ora inizierà a fare mercato sulle richieste dell'allenatore. Per l'attacco potrebbe tornare d'interesse Gennaro Borrelli del Brescia, soprattutto considerata la brutta situazione del club di Cellino, che per altri potrebbe rappresentare un'occasione. Su di lui però ci sarebbe anche il Pisa pronto alla Serie A. La situazione contrattuale del calciatore potrebbe infatti portare a un acquisto a prezzi modici o addirittura a un parametro zero. Borrelli, classe 2000, è una punta centrale pura e nell'ultima stagione ha realizzato 6 gol e 2 assist in Serie B. Per il centrocampo occhi su Sebastiano Esposito dello Spezia. Il regista sarebbe in cima alle preferenze di Pippo Inzaghi. Se ne parlerà la prossima settimana. Il DS rosanero Carlo Osti è pronto a formulare un'offerta. Per il presidente del Catania, Ross Pelligra, fitto il calendario degli appuntamenti per la programmazione della prossima stagione. Francesco Triolo. Entra nel vivo la fase programmatica del Catania in vista della prossima stagione. L'arrivo di Ross Pelligra, previsto per il pomeriggio, la serata di oggi, mette in moto tutta la macchina rossa-azzurra che sino ad ora ha lavorato per presentare al proprietario del club tutti i fascicoli aperti. Da domani calendario di incontri fittissimo per il numero 1 del Catania, a cominciare da quello con Vincenzo Grella, il vicepresidente, il suo braccio operativo. Quindi sarà la volta dell'allenatore Mimmo Toscano, con il quale sembra scontato che il rapporto debba continuare, e con il direttore generale Alessandro Zarbano, poi con Ivano Pastore. Proprio il rapporto con quest'ultimo è quello che deve essere definito in maniera chiara. Pastore da gennaio ha affiancato il direttore sportivo Daniele Faggiano nel mercato di riparazione da collaboratore dell'area tecnica, un mercato che ha portato il rossazzurro Dini Allegretto, Frisenno e Dalmonte, Del Fabbro e De Paoli, risolvendo gli accordi con Chirico e Rapisardo e formalizzando le cessioni di Adamonis, Castellini, Carpani, Verna, Zanellato, Costantino e Chiarella ad Andrea e Popovic. Da capire se a Pastore adesso, con l'addio di Faggiano ormai scontato ma da ufficializzare, verrà offerto il ruolo di direttore sportivo, oppure se lo stesso Pastore verrà confermato con la stessa funzione di collaboratore dell'area tecnica e quindi verrà ingaggiato un nuovo direttore sportivo. In quest'ultima ipotesi si aprirà il Totonomi. Sul fronte giocatori invece i nodi maggiori sono quelli di Cicerelli, per il quale non è scattato l'obbligo di riscatto da parte della Ternana, che quindi torna al Catania, mentre la stessa società umbra potrebbe ancora riscattare Ciancia, avendone l'opzione e non l'obbligo. È tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'attenzione e buona giornata.